qua. Vedi, lo statuto della Regione Veneto, legge fatta dal Parlamento italiano, all'articolo 2 dice sotto: l'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia. Io che cosa ho fatto? Mi sono reso conto nel 97-98, quando è successo quel fatto dei campanile con cui io non ho mai avuto niente a che fare, e avendo di fronte già uno Stato eversivo, mafioso, che faceva tutte le cose dei brogli elettorali, ho detto: ma il popolo veneto può fare l'autodeterminazione del trattato internazionale. E che cosa ho fatto? Ne ho parlato con i partiti indipendentisti, con un avvocato che poi mi ha scopiazzato le cose, non aveva capito il concetto di popolo, perché ha confuso il popolo veneto, che è un'etnia, che è ultra regionale, con i residenti della regione. La regione è stata creata nel 71, è un accrocchio amministrativo, è un po' come una provincia inglese